Una vera bomba è appena esplosa questa sera a Napoli, e se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta accadendo dietro le quinte promette di influenzare profondamente il futuro del nostro club. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente, portandoti sempre le notizie più recenti e rilevanti. Con la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di immergerci in questo tema elettrizzante, lascia già un like al video e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, il clima nei retroscena del Napoli è di massima attesa, conversazioni, trattative e movimenti indicano che qualcosa di davvero grandioso si sta preparando. Qualcosa che potrebbe cambiare il destino della nostra squadra e riaccendere ancora di più la speranza dei tifosi. E la notizia del momento ha nome e cognome, Matteo Politano. L'esterno offensivo, pedina fondamentale nello schema di Antonio Conte. È vicino a firmare il rinnovo con il Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore ha già deciso il suo futuro e intende concludere la carriera indossando la maglia azzurra. Il contratto sarà prolungato fino al 2028, quando Politano avrà 35 anni, consolidando definitivamente il suo legame con il club. L'accordo prevede anche un aumento di stipendio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3-3,5 milioni di euro netti a stagione, segno di quanto sia considerato importante all'interno del progetto. Sky Sport conferma. I contatti erano già iniziati nell'ultima finestra di mercato e ora sono vicini a essere ufficialmente definiti. Per Conte, Politano è visto come uno dei pilastri della squadra, insieme ad Anguissa e al capitano Giovanni Di Lorenzo. La sua permanenza non solo garantisce stabilità tecnica, ma rafforza anche quello spirito di continuità e identità di cui il Napoli ha bisogno in questo nuovo ciclo. E adesso voglio sapere da te, tifoso azzurro, cosa pensi di questo rinnovo di Politano fino al 2028? Ritieni che meriti questo aumento di stipendio e questo ruolo da protagonista nel progetto del club? Lascia la tua opinione qui nei commenti e, se vuoi sostenere ancora di più il canale, non dimenticare di usare il Super Thanks.